Fai la valigia, partiamo. Lo avrete detto in tanti, o almeno altrettanti lo avranno sentito qua e là tra venti di guerra, siccità, crisi politica e caro bollette. Sì, perché nonostante uno scenario avverso, o almeno poco allettante, in tanti hanno scelto di preparare la valigia e partire. Facciamo il punto della situazione, un bilancio di quest'estate. Com'è andata? Certamente è un bilancio positivo e la gente ha manifestato una gran voglia di ritornare a viaggiare e nonostante le mille problematiche che ci sono quest'anno tra guerra e problemi economici, però ha prevalso la volontà di ritornare alla normalità e quindi di ritornare a viaggiare. Quante persone sono partite? Guarda, noi indicativamente siamo sulle 5.000 persone nelle nostre aree, noi lavoriamo qui a Romano, a Montebelluna e a Castelfranco, per cui è sicuramente un bilancio positivo. Quali sono state le mete preferite? La gente sicuramente ha scelto delle mete vicine, quindi l'Italia e il Mediterraneo, soprattutto con Grecia e Spagna. C'è stato un forte rientro anche del Mar Rosso e è ritornata bene anche la Tunisia. Un bilancio quindi positivo per il turismo estivo, un po' a sorpresa, visto una primavera sbocciata in fior di guerra. Ora però si aspetta la stagione invernale, tempo di conti politici, ma soprattutto economici. La gente giustamente prima di tutto dovrà pagare utenze, spese e poi quello che avrà in tasca, quindi quello che gli rimane, lo dedicherà ai viaggi oppure ad altre spese. Quindi sicuramente si prospetta un autunno e un inverno dove la gente spenderà i soldi più consapevolmente, quindi magari cercherà un prodotto con un ottimo rapporto qualità-prezzo e starà attenta a spendere sicuramente i suoi risparmi.